Salve a tutti, vediamo ora un modello semplice di motore elettrico basato sull'idea che il campo magnetico permette di trasformare il lavoro della forza elettrica in lavoro meccanico. Però prima alcune premesse. In un altro video abbiamo visto la forza che agisce su un filo percorso da corrente dentro un campo magnetico. Questa forza è ILB. Adesso questo l'ho disegnato qui. Abbiamo un magnete col polo nord e il polo sud e quindi le linee di forza magnetica vanno così, e qui ho disegnato il mio filo e adesso per capire la direzione verso della forza agente su questo filo, qui la formula è scritta in forma vettoriale, dobbiamo usare la regola a mano destra, andiamo dal vettore L verso il vettore B, quindi con le dita andiamo da L verso B e la forza appunto va così verso fuori. Va bene, adesso prima di continuare dobbiamo ricordarci ancora questo, il momento di una coppia di forze. Qui abbiamo un punto attraverso il quale si può ruotare, abbiamo qui una forza F e un'altra forza F messe così di uguale intensità. Allora, se noi rispetto a questo punto, questa forza F vuole ruotare così e questa F vuole ruotare così e quindi vogliono ruotare nello stesso verso. E allora il momento di questa forza rispetto a questo punto è forza per braccio, quindi F per x mezzi, se questo è x. Quest'altra uguale, F per x mezzi. Se andiamo a sommare, cioè se andiamo a raccogliere F, abbiamo x mezzi più x mezzi, quindi troviamo che il momento di questa coppia di forze è F per x, il valore di questa F per questa distanza. Questo lo utilizziamo fra un attimo. Allora, adesso qui invece di avere un solo filo mettiamo una spira rettangolare. Pensate, invece di avere qui un solo filo mettiamo la spira rettangolare. Qua ho disegnato così, percorsa da corrente. E allora si usa sempre la regola a mano destra come prima, da L, cioè insomma dal verso della corrente verso, andiamo con le dita dalla corrente verso il campo magnetico e la forza è così. Qui vedete qua la corrente come gira, abbiamo così, allora la forza va verso l'esterno, quindi questa forza va così, questa così. Questa spira può ruotare lungo questo asse. Allora, questo è disegnato guardando da davanti, che forse è più chiaro, abbiamo la forza così e la forza così. E quella convenzione di cui parlerò nell'altro video, che qui abbiamo questa crocetta indica che un verso è entrante nel foglio e questo indica che esce dal foglio. Infatti basta guardare qui indica la I, la corrente qui entra e qui esce. Ok, questo sarebbe per determinare il verso a forza, comunque l'abbiamo già visto qua. E allora abbiamo che questa coppia di forze fa ruotare la spira, ovviamente, inclinata di un angolo alfa. Allora, il momento è uguale a questa, per quanto abbiamo visto qui, in questo caso, e la forza per questa lunghezza. Quindi la forza per questo D' che è collegato a D, ossia le misure di questa spira rettangolare sono L e D. Quindi qui abbiamo D e qui abbiamo questo D' perché è inclinata di un angolo alfa e quindi D' è D per seno alfa. E il momento è F per questo D'. Quindi il momento è questa F è ILB per D seno alfa. E poi notiamo anche che questa è una spira rettangolare, questo è L, questo è D, l'area di questo rettangolo è L per D. Quindi al posto di L per D mettiamo S, ISB
seno alfa. Allora questo vale in generale anche se la spira non ha forma di rettangolo, si può mettere qui l'area della spira, però l'importante è che il campo magnetico sia omogeneo per trovare questa forma. Allora, momento massimo l'avremo per alfa uguale a 90 gradi. Si può vedere dalla formula perché qua il seno alfa per 90 gradi vale 1, abbiamo il valore più grande. Comunque è anche comprensibile perché questo D' va a coincidere con D, nel caso che abbiamo qui 90 gradi. Qui avremo il momento massimo e quindi seno alfa qui vale 1, abbiamo ISB. Quindi come funziona questo motore elettrico? Abbiamo questa coppia di forze, genera un momento e fa ruotare la spira. Quando diventa orizzontale la forza è 0, perché seno di 0 uguale a 0, ma comunque si può capire perché la forza tira una di qua quando è orizzontale e allora non lo fa più ruotare, però perché ruotava prima per un po' di inerzia va anche oltre la posizione orizzontale e poi quando va oltre però le forze tenderebbero a fermarlo se sono esterne. Allora in quel caso ogni volta che diventa orizzontale bisogna cambiare il verso della corrente. Il motore è costruito in modo che poi cambi il verso della corrente, quindi quando diventa orizzontale le forze tirano verso l'interno e allora fanno ruotare ancora e così ruota continuamente. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.